Eccoci in compagnia di Daniele Chilelli, simbolo e uomo immagine di questa SS Lazio Calcio a 5. Adesso sarai aiutato da Patrizio Abate e ti occuperai maggiormente della femminile. Sì, ci siamo divisi un po' questi compiti e alla fine io sarò un po' più dalla parte femminile, lui dalla maschile. Comunque saremo sempre insieme, quindi sotto questo punto di vista cambia poco. Magari con Andrea mi dedicherò un po' più al settore giovanile e quindi niente, una cosa insieme sperando di fare magari bene da una parte e dall'altra. Si può parlare di piccola rivoluzione? Beh sì, dopo tanti anni forse c'è stata una mini rivoluzione perché abbiamo inserito tante persone, e come avete visto voi qui, e quindi è stato fatto, insomma, come abbiamo cominciato, abbiamo pensato prima allo staff e poi a tutto il resto, e quindi devo dire che oggi sono molto contento dello staff che ci circonda, sia per quanto riguarda il reparto maschile che quello femminile. Nomi importanti per quella che dovrà necessariamente essere la stagione del riscatto, sia in campo maschile che in campo femminile. Sì, ci saranno più avanti nomi importanti e magari spetterà un po' più a Patrizio fare qualche nome importante, però per quanto riguarda lo staff ce ne sono tanti. Sicuramente punteremo subito a tornare in Serie A e quindi per far questo c'è bisogno comunque di un grosso lavoro da parte di Andrea, dello stesso Patrizio, di portare comunque giocatori vogliosi e giocatori insomma, che sappiano onorare la nostra maglia. Ti vedremo in campo? No, no, assolutamente no. No, prossimo anno no. Siamo sicuri? Sì, sì, sicurissimi, sicurissimi. Magari più avanti, però prossimo anno no. Grazie mille a Daniele Chilelli.